Oggi lei ha dialogato con un candidato sindaco del centro-sinistra. Secondo lei un sindaco o chi aspira a diventare sindaco, che qualità deve avere e cosa deve tenere in mente? Guardi, io quando mi sono candidato in Emilia-Romagna, in entrambe le volte ho detto che volevo essere il sindaco dell'Emilia-Romagna, prima ancora che il presidente della regione. Io avevo fatto l'amministratore sia nel comune dove abito, un piccolo comune, Campo Galliano, e poi nella città di Modena, che è la terza città per dimensioni dell'Emilia-Romagna. E ricordo bene, vede, chi fa l'amministratore come prima qualità deve sapere che è più importante quello che fa di quello che dice. Nel senso che quello che fa è ciò che i cittadini riconoscono come realizzazione magari di quello che ha detto prima, cioè della promessa. Deve stare in mezzo alle persone, in mezzo alla gente. Non basta stare tra le persone per fare bene, ma se non ci stai è impossibile fare bene, perché stare tra le persone vuol dire conoscere i luoghi, conoscere i problemi, conoscere le opportunità. È per questo che io lo racconto, conosco a menadito tutti i 328 comuni della mia regione perché ci sono stato tante volte. Quando vinsi le regionali, quelli che mi incontravano, anche non della mia parte politica, sapevano però che io, se avessi vinto, lì sarei tornato, perché c'ero già stato. E poi il pragmatismo, la concretezza, pochi slogan, molte cose concrete. Durante questo incontro si è parlato molto di futuro o di quello che dovrebbe essere il futuro. Quali sono le prospettive o quali devono essere per il nostro Paese? Deve guardare soprattutto ai nostri figli e ai nostri nipoti. Noi abbiamo una grande occasione adesso, perché appena riusciremo a sconfiggere definitivamente la pandemia sanitaria, già stiamo conoscendo un possibile boom economico vero e proprio, ma soprattutto avremo a disposizione, grazie all'Europa, a proposito di quelli che dall'Europa volevano uscire, no euro, a proposito dello stesso Salvini, oggi grazie all'Europa noi avremo 230 miliardi di euro a disposizione, più altri 47 della programmazione europea per le regioni. Se sapremo spendere bene questi soldi, tutto da dimostrare, noi potremo far questo Paese, farlo tornare laddove merita, tra i primi paesi per crescita europei, e recuperare anche i ritardi del passato. Quindi tocca allo Stato, ma tocca anche alle regioni e ai comuni. L'Emilia Romagna, ma anche il Veneto, facciamo parte di quella parte del Paese dove più si produce e si crea occupazione. Dobbiamo estenderla al tutto l'Italia, però ecco, anche nella spesa delle risorse del PNRR, guai a pensare che servano solo al meridione o al sud, che ha bisogno di più risorse di quelle che ha avuto magari in passato, ma per le quali si deve pretendere che vengano spese bene, ma non si può fermare la parte del Paese che più produce, perché qui al nord si produce più della metà dell'intero PIL nazionale, e se lo fermi chi pagherà il debito nei prossimi anni prima ancora che il PNRR venga realizzato? Abbiamo bisogno però che, mentre dobbiamo favorire l'impresa e l'iniziativa privata, io dico sempre di sussidi si può dare una mano e vivere per un momento particolare della propria vita in cui si va nella disperazione, ma il Paese più che di sussidi deve vivere di investimenti, di cantieri aperti, di crescita sostenibile. Poi però serve che il pubblico e lo Stato nella sanità e nell'istruzione garantisca che chi è povero venga trattato esattamente come chi è ricco, perché indipendentemente da dove nasci, da chi nasci e dal conto corrente che hai in banca, devi garantire che si sia curati e istruiti alla stessa maniera. In questo credo ad esempio che per le forze di centrosinistra ci possa essere uno spazio molto grande, se saremo capaci di percorrere, perché la pandemia ti ha dimostrato che il ruolo dello Stato torna ad essere molto importante. In tema di salute e pandemia, secondo lei ci sono stati errori nella gestione di questa emergenza o poteva essere fatto qualcosa di più e di diverso? Guardi, sicuramente sempre si può fare meglio e di più. Voglio però ricordare che dopo Wuhan l'Italia è stato il primo paese colpito dalla pandemia nel mondo occidentale, e le regioni dalla quale provengo io e nella quale vivete voi, insieme a Lombardia, sembravano le uniche 3 colpite. Devo dire che Emilia Romagna e Veneto siamo stati entrambe spesso citate per apprezzamento, perché abbiamo una sanità di territorio. Io con Luca Zaia ho lavorato molto e ho lavorato bene nella collaborazione di questi anni, perché abbiamo 2 sanità che a loro modo sono sanità molto di territorio, non solo ospedali.
ma anche medicina e assistenza vicina ai cittadini. L'Italia deve investire ancora di più lì, perché raccontavo, per assistenza domiciliare l'Italia oggi cura circa il 4% delle persone che hanno bisogno, la Svezia e la Germania ad esempio è più del doppio, il 9%, ma adesso siccome avremo 20 miliardi di euro a disposizione dai 230 del PNRR che va detto a testa alta e grazie alle forze europeiste che arrivano in questo paese, non certo per le forze di destra e sovraniste che non li avrebbero ottenuti quelle risorse. Li dovremo spendere bene, tutto a dimostrare. L'Emilia Romagna e il Veneto hanno dimostrato che in sanità li spendono bene i soldi, dovremmo fare sempre di più e ancora meglio, ma potremmo ad esempio con 20 miliardi per gli investimenti irrobustire le case della salute, che il governo chiama case di comunità, da noi sono case della salute, ne abbiamo più che in ogni parte d'Italia, che è assistenza territoriale, può investire sull'assistenza domiciliare.